Ecco le immagini che abbiamo raccolto in rete che raccontano la potenza del muro d'acqua che ha investito il triangolo di Padova, Venezia e Treviso ieri pomeriggio a partire dalle 16:30. I video più catastrofici che ci hanno mandato i nostri amici di Facebook, quasi apocalittici, ci sono giunti da Padova, dove all'acqua, alle raffiche di vento e alla grandine si è aggiunta la tromba d'aria che ha sradicato come fuscelli pini marittimi vecchi di decenni. In questo video invece è ripreso un nubifragio che si è abbattuto davanti alla stazione dei treni di Padova e una donna è scivolata sotto la pioggia battente. Nel veneziano non è andata meglio, soprattutto a Chioggia, dove un'altra tromba d'aria ha colpito l'isola dei Saloni, causando ingenti danni alla palazzina passeggeri che oggi doveva ospitare la cerimonia di apertura della manifestazione Ottobre Blu e che è stata annullata. La tromba d'aria ha mandato in frantumi le vetrate e causato altri danni alla struttura. Un camper, sempre nella zona portuale, è stato letteralmente sollevato e rovesciato. Scenario decisamente fuori stagione anche nel Miranese, dove diverse strade sono finite sott'acqua, in particolare a Mirano e Spinea. Non si sono salvate nemmeno Mira e Oriago. La caduta di alberi sui fili dell'alta tensione ha causato molti blackout nel Miranese, in Riviera del Brenta e anche a Mestre. La bomba d'acqua ha mandato in tilt i canali di Scolo inoltre e si è allagato il sottopasso ferroviario della stazione Mestrina.